È stato sistemato nel giardino delle sculture contemporanee del Museo Eremitani di Padova il gruppo scultoreo in bronzo Capriole del maestro montagnanese Franco Trevisan. L'autore aveva già donato nel 2005 una statua di bimbo intento a giocare. Ora conclude il gruppo con altri due fanciulli che sorprendono per la loro leggerezza. La sua leggerezza nel lavorare il bronzo la vediamo nelle opere che ha donato in due occasioni, per cui oggi proprio noi suggelliamo con questa seconda donazione un piccolo complesso di sculture bronzee che arricchiscono la nostra collezione di arte contemporanea. Franco Trevisan nasce e lavora a Montagnana, inizia la sua carriera artistica come acquarellista passando solo dopo alla scultura. L'ispirazione per le sculture che affacciano davanti ai musei civici eremitani gli viene da lontano. Parecchi anni fa, diciamo che ancora era molto giovane, ero andato a fare una gita a Napoli, avevo allora 20 anni così, allora si vedeva, era un po' che la gente che girava. Davanti al Mastro Angioino ho visto questi scugnizi, questi ragazzini che facevano queste capriole e da allora mi sono rimasti dentro queste immagini, questi bambini così giulivi, così contenti di vederli saltare. Gli anni sono passati e io ho continuato a tenere dentro queste immagini, questi bambini. Intanto in città si continua a parlare di una statua di donna, urgenza non rinviabile anche per la direttrice dei musei civici. Ricordare una figura femminile come figura simbolica, questo è doveroso e questo verrà fatto.